Massimo Mariotti, Grosseto in emergenza, ha retto Benoni un tempo e oltre, poi è un po' faticato, ma non è mai uscito dalla partita fino agli ultimi minuti. Sì, avevamo un po' di problemi, non bleffavo alla vigilia, purtroppo abbiamo degli infortunati, stasera ho recuperato Baragam, aveva anche lui un problema alla caviglia e il nostro campionato è un altro campionato. La mia partita dove sono focalizzato è sabato prossimo col Montebello. Chiaramente non è che siamo venuti qua a fare le vittime sacrificali, credo che strategicamente e tatticamente la partita l'avevamo preparata bene. Il primo tempo abbiamo messo in grossa difficoltà il Bassano, che è una squadra che chiaramente è in crescita, ha un roster più lungo, ha un roster sicuramente di un livello superiore al nostro. Poi nel secondo tempo abbiamo subito il 2-1, il 3-1 in maniera un po' ingenua, ma nonostante tutto eravamo in partita e purtroppo nell'hockey di oggi se hai punizioni di prima non le capitalizzi, qualche situazione importante non la capitalizzi, poi crolli un pochino fisicamente perché non hai gli uomini per poter cambiare, a differenza magari del Bassano che ha pressato tutta la partita, il risultato può prendere una piega che forse, per quanto espresso dal Grosseto, quantomeno nel primo tempo, anche se bisogna essere onesti, le partite durano 50 minuti, forse non meritavamo, ecco, tutto qua. Massimo, adesso c'è la Coppa Italia a Trissino, però tu l'hai detto focalizzato col Montebello, però vuoi giocartela anche lì, anche perché il bilancio di questa metà stagione secondo me è stato lusinghiero, Coppa Italia centrata, per adesso lontano dalla zona a rischio, però tu l'hai detto a scanso di Djokovic, io voglio allontanarmi in maniera definitiva dalla zona a rischio. No, il mio obiettivo, l'obiettivo della società è quello di arrivare, credo che con 26 punti uno è tranquillo che è fuori dai play-out e quindi ne abbiamo 17 e dobbiamo cercare di arrivare il prima possibile a quel punteggio in questa stagione. È una stagione per noi difficile, io sono stato chiamato a fine maggio in una situazione di emergenza per la società, quest'anno ho dovuto dopo 2 stagioni importanti ridurre del 50% i costi e di conseguenza la Ferrari ha preso Hamilton e non ha preso quello che è ultimo in griglia e per vincere ci vogliono i mezzi e i giocatori di livello. Noi abbiamo una squadra, alcuni giocatori molto giovani, abbastanza inesperti e è chiaro che andiamo a Trissino come abbiamo fatto stasera. Noi cerchiamo di giocarci la nostra partita, poi ovvio che nel secondo tempo, a 15 minuti alla fine, ho chiesto ai giocatori, specialmente come Saavedra e De Oro, che hanno cantato e portato la croce tutta la partita, di risparmiare energie. La nostra strategia è quella di cercare di salvarci e evitare i play-off. I play-out sarebbe un sogno che non è contemplato in questo momento nelle nostre menti, almeno nella mia. Io prima vivo partita per partita, devo arrivare a quella quota. Ultima cosa, io non voglio fare confronti tra epoche, però allora il vostro hockey c'era un talento smisurato, diffuso, però a volte c'erano 4-5 super squadre e altre che magari andavi in casa dell'ultima e vincevi con 10 gol. Adesso è un hockey diversissimo, non c'è quel talento, c'è un atletismo esasperato, però a me piace anche questo hockey dove ogni partita è tirata, te la giochi in ogni campo e per lo spettacolo secondo me va bene. Poi è chiaro, se uno ha la nostalgia degli anni 80 o 90 lì è un'altra faccenda. Ma sai, questo sarebbe un discorso molto lungo da affrontare e sono punti di vista. Io ti posso dire che qualche anno fa Cottorner, che milita nel Forte dei Marmi, se erano locale a Forte dei Marmi, mi disse che lui ha visto tante cassette degli anni 80-90 di suo babbo e secondo lui quello era l'hockey più bello. Quindi lo dice un giocatore attuale. Chiaramente quello che dicevi te, questo è il mio pensiero, c'era sicuramente alcuni giocatori, molti giocatori più talentuosi e tecnicamente più preparati e quelle partite che dici che finivano in quel modo è molto semplice. Stasera il Bassano fosse stata una squadra top degli anni 90 ce ne dava 15 e invece ce ne ha date solo 9 perché nella fase realizzativa credo che Bertolucci concorderà perché è stato un grande giocatore, ha lasciato lì delle occasioni enormi che una volta certi giocatori non lasciavano, tant'è che Marcella, Amato, eccetera, eccetera, vincevano le classifiche con 90 gol e oggi le vinci con 40. Poi, oggi è un hockey prettamente fisico, la gente abbassa la testa, corre, tira, non guarda se il portiere c'ha il buco qua, se il portiere è seduto, cioè ci sono delle... però ogni epoca ha i suoi campioni, i suoi giocatori, questo è l'hockey attuale.
Poi magari a livello mondiale, a livello di chi decide, si dovrebbero chiedere come mai in Spagna e anche in Portogallo i palazzetti a volte sono vuoti e a volte anche in Italia. Quest'anno il Bassano sta facendo bene, sì, stasera c'era un po' più gente, ma non c'è la gente che sicuramente a Bassano ha visto giocatori di un certo tipo.